La miniera sfortifera di Monterenda rappresenta un bellissimo esempio di un lungo periodo storico ed è diretto testimone di quella rivoluzione industriale che mutò radicalmente la società e il modo di vivere mondiale. Un'antica costruzione in muratura spicca sul paesaggio e al suo interno conserva un imponente cilindro in ferro, che con tutta probabilità costituiva la caldaia del motore a vapore, che serviva per gestire l'ascensore onde permettere agli operai di accedere alle miniere dal pozzo lì vicino. Infatti, a poca distanza, un relitto di una torre a tralicci si trova ora accasciata su se stessa e reca il peso degli anni. Proseguendo, una collinetta di pietrame, ordinatamente disposto, documenta il grande lavoro di estrazione, con il poderoso accumulo degli scarti del materiale di risulta. La seccaria di campagna fa posto a folate umide e fresche dell'alito della terra. I rumori del vento, del fruscio degli alberi, del canto di uccelli scompaiono e si viene ben presto avvolti inizialmente da un cupo silenzio, poi da un insistente gocciolio d'acqua, il quale pervade l'oscurità perdendosi in lontananza. Dalle miniere oggi si entra dall'unica galleria dove gli andirivieni dei carrelli uscivano colmi di rocce, annerite dal bitume, e rientravano vuoti. Da lì subito ci si immerge in una strana atmosfera. Qui le gallerie di estrazione si svolgono per 1600 metri, in modo assai irregolare, con grandi pilastri rocciosi, lasciati per tenere le volte del soffitto, e dai corridoi stretti dai quali si aprono larghe caverne che segnano il luogo dove venivano rinvenute vene molto ricche. Poi, guardando attentamente le rocce che circondano, facciamo il primo incontro con il padrone di casa. Colate di nero liquido sgorgano lente da piccole ferite. Il famoso bitume, l'antico petrolio, ciò che rimane di antiche piante e animali vecchi di oltre 200 milioni di anni. Sgorga in sottili e dense colate, disegnando rigagnoli e pozze sparse lungo il nostro tragitto. Alcune larghe pozze nere si trovano a terra e indicano fuoriuscite dal basso, dalle vene inferiori. Una lentissima fontana senza zampillo, ma che lenta e inesorabile si espande lentamente per decenni e decenni. Il nostro incedere incerto ci porta sempre più all'interno, scoprendo anfratti quasi surreali, in un'atmosfera che ha poco di umano come in un'indagine nell'intimo della natura.
Scopriamo dei piccoli laghi sotterranei dove l'acqua nel corso dei secoli, goccia dopo goccia, ha man mano colmato ciò che era il livello inferiore della miniera, allagandolo completamente, e quell'immota presenza sembra quasi invisibile alla luce delle lampade, tanto è chiara la sua purezza. Più passa il tempo e più ci accorgiamo che la natura, con il suo lento e inesorabile incedere, si riappropria dei suoi spazi e del suo tempo, oltre l'effimera esistenza dell'uomo. Più il tempo passa e più ci accorgiamo che quell'umida grotta è viva. La sua pelle trasuda di antico petrolio e acqua, e la combinazione dei due genera colori mai visti. Il calcare disciolto dal carsismo si mescola con il nero bitume e le concrezioni miste ricoprono ampiamente alcune porzioni della grotta come affreschi d'arte contemporanea. A tratti le rocce assumono una consistenza scarlatta, altrove azzurra, un caleidoscopio naturale intensamente suggestivo al quale non eravamo di certo abituati. A terra le concrezioni calcaree attorno ai sassi sgretolati dai colpi di asce formano tappeti di levigati e morbidi pisoliti, tipici di grotte naturali. Infine, risalendo in superficie, ci si risveglia da un sogno, poiché così appaiono nella nostra memoria quei luoghi d'un tempo di fatica e di lavoro, e nella sua umiltà la timida fotografia ci permette a tratti di dare uno sguardo più concreto, di testimoniare attraverso le flebili luci nell'oscurità la seguente essenza. Nulla della mano dell'uomo per lungo tempo può resistere. La natura presto o tardi si riappropria di ciò che è suo, cancellando sempre di più le tracce del nostro passaggio. A conti fatti, la miniera asfaltifera di Monterenna è un invito a non dimenticare il ruolo che ha l'uomo nel sistema del ciclo naturale. E la possibilità di poter istituire tale struttura come parco minerario potrebbe essere un ottimo incentivo per evidenziare il contrasto fra la mano dell'uomo e la mano della natura.